Bene, eccoci ritornati in studio per l'ultima parte della nostra trasmissione. Abbiamo ancora tante cose da dire perché vorrei affrontare ancora la questione Brexit sicuramente, sulla situazione di quello che è l'Inghilterra, le posizioni che sono state assunte anche a livello europeo. Ricordiamo che proprio in questi giorni con la formalizzazione, come dire, del divorzio hanno portato la lettera a Bruxelles, è iniziato l'iter per questo divorzio. Per Theresa May dice questa situazione ci mette davanti a delle opportunità assolutamente uniche, viceversa invece sia Angela Merkel che François Hollande parlano invece di un dolore, che dicono che questa Brexit sarà dolorosa per i britannici. Allora inizierei da indirizzi per un pochino una valutazione. Allora, opportunità uniche oppure una situazione veramente difficile? Io credo che in questo momento i toni siano in qualche maniera surriscaldati dalle posizioni rispettive, per cui ognuno cerca di amplificare, vuoi col terrorismo, vuoi con eccessive rassicurazioni, il fatto che in fin di conti non è successo nulla o che sta capitando il finimondo. Io credo che nemmeno l'Inghilterra avesse il piano su come uscire dall'Europa, tant'è vero che non se l'aspettavano. Non così presto. Professore, non se l'aspettavano, è stato un azzardo voluto proprio dai vertici inglesi e vabbè, insomma, oggi l'Inghilterra ha dimostrato una grande dignità e rispetto del popolo che ha scelto. Nessuno si è permesso di dire che hanno votato degli responsabili ignoranti, hanno rispettato e hanno trovato il modo di farlo. Ora stanno ragionando se sarà un'uscita più o meno netta entro i tempi previsti e invocando quella norma del 1500, insomma, di Enrico VIII, sì. E hanno stabilito che farà quel che non può fare il Parlamento sarà fatto dal governo di definire tutta quella quantità di norme, regolamenti. Sì, credo che siano 12.000 che serviranno normative per che devono essere convertite. Di fronte a questa situazione noi dobbiamo prendere due lezioni. La prima è che la sovranità dei cittadini lo abbiamo Enrico VIII, mostriamolo. Deve essere rispettata la sovranità dei cittadini e la volontà popolare. Nessuno ci ha chiesto di entrare, qualcuno dovrebbe chiederci: volete rimanere? Perché vedete, non è soltanto un capriccio o un fatto ideologico. Noi abbiamo economisti che ci dicono che avremo dei vantaggi, magari una situazione critica all'inizio, ma sul lungo periodo avremo dei notevoli vantaggi. È stato detto peraltro già della Grecia, al di là del fatto che fossero ormai oltre il punto di non ritorno, e cioè che non avessero più i margini per poter veramente uscire, e questo non vale per l'Italia, anche allora dissero che la Grecia sul breve periodo avrebbe avuto una crisi, l'ha avuta comunque, ma a medio termine avrebbe avuto vantaggio e anzi avrebbe avuto crescita di PIL superiore alla media europea. La Grecia oggi è di nuovo nella stessa situazione. Ora l'Italia deve interrogarsi anche su un'altra cosa. È vero, come diceva lei all'inizio della trasmissione, che a volte per paura del cambiamento si preferisce rimanere, ma noi dobbiamo pensare che è come fossimo in un'isola. L'Italia è sostanzialmente abbandonata dall'Unione Europea sul tema dei migranti, ma non solo. Abbiamo visto i trattati fatti con i paesi africani a danno della nostra agricoltura e della nostra pesca, e non solo. È abbandonata, allora noi siamo come su un'isola deserta. Possiamo dire il mare è pericoloso, partire è pericoloso, ma quando è finito il cibo poi non avremo più la possibilità nemmeno di scegliere. Certo. Mara Bizzotto, cosa diciamo allora? Anche l'Italia dovrebbe affrontare o iniziare a pensare a una possibile uscita dall'euro? Voi siete... La Gran Bretagna è un esempio di democrazia e lo è stato anche in questo caso, lasciando decidere il popolo.
E lì giustamente, pur essendo un referendum consultivo, quindi non era scontato, se fosse successo in Italia una cosa simile al referendum consultivo, il Parlamento avrebbe bloccato il referendum perché all'italiana, invece loro hanno rispettato, gli inglesi, la decisione del popolo. Ora è stato attivato questo articolo 50, quindi nel giro di 2 anni verrà definito il come la Gran Bretagna uscirà dall'Europa. Io ho la sensazione che Bruxelles, la Commissione europea e qualche Stato membro voglia far pagare, proprio pagare, l'uscita della Gran Bretagna per dire agli altri paesi: guardate che sarebbe una stangata se mai anche voi doveste decidere, esatto, andare in questa direzione, senza però pensare a un'altra cosa, che i primi a dover tentare di contrattare un accordo dignitoso siamo noi, perché comunque l'Italia e gli Stati membri commercializzano con la Gran Bretagna, perché comunque in Gran Bretagna ci sono tanti italiani che lavorano e studiano, quindi sarebbe sensato e logico che l'Unione Europea, il Parlamento Europeo e la Commissione Europea contrattasse e facesse un'uscita seria e dignitosa. E qui si dimostra il fallimento dell'UE, perché in qualsiasi contratto serio, quando noi facciamo un contratto di affitto commerciale, ci sono chiaramente le condizioni di entrata, ma ci sono anche le condizioni di uscita. Quindi io so quando firmo il contratto cosa mi costa se rescindo, se esco da... Certo. Invece per quanto riguarda l'Europa è ancora peggio con l'euro, perché addirittura non è nemmeno ammessa l'uscita dall'euro, non c'è indicato nulla chiaramente, quindi sarà tutto da scoprire. Certo, ricordiamo poi appunto che in Inghilterra c'è la sterlina, non ha prevalga un po' di problema. buonsenso e che Bruxelles capisca che un accordo può essere utile soprattutto per noi, quindi che non si inizi una guerra, anche perché gli inglesi godono di stima, di amicizie fuori dall'Europa più dell'Europa stessa, insomma i rapporti che la Gran Bretagna ha con gli Stati Uniti non poi, solo sono evidenti. Ricordiamo i paesi del Commonwealth e ricordiamo anche che l'Inghilterra non ha la questione dell'euro, dell'uscita dell'euro. Sì, già aveva una condizione privilegiata, sì, non era nell'area Schengen, non era nell'area euro, noi siamo dentro in tutto. Certo. Castagna, cosa dice? No, credo adesso ovviamente che quel voto della Brexit ha testimoniato un problema che vale per molti paesi europei. Un'Europa che basa la propria ragione d'essere sul rigore finanziario, sull'austerità, facendo pagare ad alcuni paesi, penso ai paesi del sud dell'Europa, la Grecia, noi abbiamo pagato naturalmente, e anche e la crisi complessivamente globale che si è manifestata, che ha colpito il nostro continente in maniera diversificata, ma tutti i paesi sono stati colpiti, e le non risposte che i governi conservatori hanno dato. Nel caso inglese i governi laboristi prima di Corbyn, quindi qualche negatività c'è stata, abbiano aiutato un processo di uscita della Gran Bretagna. Perché oggi in Europa, se si dice, nei paesi si dice la tua condizione è determinata dall'Europa, in parte naturalmente è vero, è chiaro che non c'è un afflatto particolarmente elevato dal punto di vista europeista. Però non credo che la condizione di uscita determinerà chissà quali sconquassi. Non avrà un effetto domino, ad esempio, con altri paesi che potrebbero chiedere... Per noi sarebbe addirittura incostituzionale un referendum così. Però, è assurdo perché che non si possa lasciare la parola al popolo. No, è assurdo noi che l'Italia non permetta un referendum su materie europee. La Costituzione noi abbiamo votato. Ho capito, non l'ho votata io. Si può anche modificare la Costituzione. No, io ho votato per salvaguardarla anche in dicembre, il 4 dicembre, quindi tutto, non soltanto quel pezzo lì. Io provo a salvare la Costituzione. E che c'è anche quel pezzo lì che i trattati internazionali si dà mandato a un governo. Mi prendo solo una questione sull'Inghilterra. La solidità economica inglese, in modo particolare dal punto di vista finanziario, obbligherà gli altri paesi europei a trattare con guanti molto delicati il rapporto anche di uscita. Certo. Professor Casen, a Londra c'è la finanza che conta. A Londra sì. L'Inghilterra al tempo ha venduto tutte le aziende e ha potenziato la finanza e l'ha fatto perché fa parte del Commonwealth e quindi ha un mercato che è praticamente planetario. Abbiamo visto, non so se abbiamo le immagini di Singapore.
No, non le abbiamo preparate. Singapore è una città che è fiorita, è diventata una cosa fantastica, con un'architettura ultramoderna, in pochissimi anni, perché io sono andato 10 anni fa, e quello che ho visto adesso recentemente non appartiene assolutamente a quella città che ho visto a suo tempo, cioè in 10 anni hanno investito cifre enormi e lì c'è la finanza che è scappata via da Hong Kong e che è passata a Singapore. E le fila le tirano gli inglesi. Attenzione, io non credo tanto sulla difficoltà dell'Inghilterra, dice avrà anche problemi per uscire, come uscire, pagherà lo scotto, non lo pagherà, si vedrà, ma intanto ha un effetto, sta tracciando un percorso. E su questo percorso, in base all'esito del percorso, qualcun altro ci si può infilare perché si impara. Adesso dire usciamo anche noi è da stupidi. Aspettiamo, vediamo cosa succede, se si rompe il naso ci fermiamo, se invece va bene vediamo come si può fare, perché insomma è la pelle dell'Inghilterra in questo momento messa in discussione. L'altro problema è che se riesce l'Inghilterra diventa l'altro peso europeo rispetto alla Germania. E allora può essere anche un'attrazione di una valuta che va a pesare, che va a collegarsi al mondo finanziario inglese e non più a quello tedesco. E torniamo a un'altra guerra. Questa è la guerra per cui sono nate tutte le guerre precedenti, no? Sia con l'Inghilterra sia con la Francia, che non era, allora era una guerra di conquista del terreno, no? Oggi nessuno più ama fare una guerra per conquistare un pezzo di terra, preferisce prendere una bella fetta di economia e gestirsela, che è più facile. Benvenu, perde l'Europa o perde la Gran Bretagna? È un discorso un po' complicato, intanto bisogna qua se ne va un elemento pesante, no? Ma è già stato detto che comunque l'Inghilterra, no, la Gran Bretagna, perché non si tratta, la Gran Bretagna stava nell'Unione Europea senza condividere moneta e alcuni trattati dell'Europa stessa. Neanche Schengen. Appunto. L'Inghilterra è stata a lungo tempo, diciamo, fuori da questo contesto europeo e storicamente l'Inghilterra, diciamo, ha sempre guardato a quello che gli inglesi chiamano il grande largo, cioè gli oceani, l'Atlantico, insomma, sono famosi per le loro flotte, per la loro potenza marittima, perché hanno retto, quindi c'è un elemento anche di storia, insomma, che riguarda l'Inghilterra. Io penso che questo non valga per gli altri. Insomma, anche perché gli altri sono, un piccolo dato, l'Inghilterra era l'unico paese dell'Unione Europea che non aveva una quota di scambi superiore al 50% intraeuropeo, mentre tutti gli altri, la maggior parte degli scambi li hanno nel quadro intereuropeo. Quindi io penso che sia difficile fare delle similitudini, si vedrà. È certo che c'è un passaggio fondamentale nella politica europea, abbiamo visto le elezioni olandesi, tra poco avremo le elezioni francesi e poi in Germania. Certo. Io credo che le cose sul piano politico o la possibilità che alcuni fenomeni abbiano un'accelerazione oppure ci sia un arretramento, lo vedremo dopo queste elezioni. Io penso che comunque c'è già un fatto che crea un problema dentro la Gran Bretagna, e il fatto che ad esempio la Scozia già preme per uscire, anche questo è un altro pezzo di storia, certo, antica, no? Perlomeno europea sicuramente, e dall'altra parte il cuore dell'Inghilterra, Londra, ha votato contro la Brexit. Cioè, non è che questo è indifferente, il peso cioè sul piano, tutto rispetto per il voto dei cittadini, giusto che ci sia, perché per carità, se no la democrazia è una barzelletta, cioè non è chiaro, però sul piano di un ragionamento che vada oltre, insomma, io penso che se questa cosa non funziona bene ci saranno dei grossi problemi
più facilmente in Inghilterra che in Gran Bretagna che in Europa. Ecco, e allora un ultimo giro invece di opinioni per quanto riguarda il referendum. Benvenu ha citato la Scozia, che ha già chiesto la possibilità nuovamente, negata peraltro, di sentire nuovamente i propri cittadini sul discorso dell'autonomia, proprio per rimanere in indipendenza, per rimanere nell'Unione Europea. Il Veneto si sta cercando di andare al voto per un referendum sull'autonomia, referendum che è stato votato quasi all'unanimità in Consiglio regionale, quindi insomma con larga partecipazione delle forze politiche. Il Movimento 5 Stelle è a favore di questa consultazione popolare, se non sbaglio, Endrizzi. Sì, noi siamo a favore di qualsiasi consultazione popolare e l'abbiamo scritto nel nostro programma elettorale per le ultime regionali venete. Riteniamo che sia doveroso interpellare i cittadini quando si fanno scelte radicali, importanti a questo livello. Oltre che ascoltare i cittadini, la vostra posizione cos'è? Per una maggiore autonomia oppure per restare così? Guardi, le dico la mia opinione personale. Io credo che i veneti si meritino maggiore autonomia laddove possono dimostrare di avere un apparato amministrativo efficiente che utilizza poco personale per dare elevati servizi e secondo molti standard noi siamo a livello di paesi più avanzati europei in Veneto. Non so se si può dire la stessa cosa per i governanti veneti, perché vede, avere più autonomia significa avere maggiori risorse e maggiori competenze laddove si dimostra di poter spendere meglio quei soldi per risparmiare e dare migliori servizi ai cittadini. Però io ho dei dubbi che la Lega possa affermare questo, perché se vedo la rete degli ospedali che sono stati costruiti in finanza di progetto a costi sostanzialmente dell'8% l'anno, quando finanziandosi da sé l'ente pubblico avrebbe potuto avere interessi minori, solo che quindi bene, gli obblighi di bilancio lo hanno impedito. Io mi chiedo, ma è stata una scelta opportuna questa? La seconda questione, la Pedemontana Veneta, le scelte politiche di andare per forza a fare un'autostrada a pedaggio laddove doveva esserci una superstrada gratuita per i cittadini, è stata deleteria e qui la Lega ha delle grosse responsabilità, al punto che oggi, non avendo avuto il coraggio di pretendere addirittura un risarcimento per chi non ha rispettato gli impegni sul piano dei finanziamenti, si è resa disponibile addirittura a introdurre nuove tasse perché quest'opera venga completata. Ecco, io da questo punto di vista io dico ben venga l'autonomia, bisogna vedere chi dovranno decidere di affidare questa responsabilità ad altri. Bizzotto, rispondiamo subito. Sì, parto dalla questione pedemontana. 300 milioni di euro è quello che la Regione ci mette per finire la pedemontana, che a mio avviso va finita perché è un'opera che serve, perché soprattutto questi soldi servono a pagare gli espropriati e le imprese che stanno lavorando. Ma 300 milioni, voi sapete quanti soldi ogni anno il Veneto regala a Roma? Il famoso residuo fiscale, a differenza tra il dare e avere, sono 20 miliardi. Cioè 300 milioni rispetto... Esatto, 300 milioni sono una settimana delle nostre tasse. Ecco perché serve l'autonomia, ecco perché il referendum che facciamo qui in Veneto non è un referendum qualsiasi, è il referendum dei veneti. Finalmente i veneti potranno esprimersi e però dire che vogliono... bisognerà spendere 14 milioni. Per forza, perché Zaia purtroppo è una persona accurata, ha chiesto più volte di fare election day, ha chiesto più volte di abbinarlo anche al referendum costituzionale, perché era logico, si risparmiava, ma gli è sempre stato risposto di no. Comunque il referendum si farà in autunno e là ci sarà una svolta storica, perché credo che i veneti andranno a votare e andranno a votare convintamente sì, e allora lì cambierà tutto, cambierà la forza contrattuale di Zaia, perché a quel punto non sarà più Zaia o la Lega a chiedere più autonomia, ma saranno i veneti a aver preteso più autonomia, e allora inizierà un percorso diverso che finalmente porterà a avere quelle risorse che sono fondamentali per le nostre imprese, per la nostra scuola, per le nostre strade.
a tornare a casa nostra. Certo, bisognerà vedere, ricordiamo che il referendum è un referendum consultivo, quindi è un referendum consultivo, ma sai, allora, so che siamo in Italia e in Italia con un quesito generico i cittadini non vengono mai rispettati, ma quando i cittadini veneti andranno a votare, i milioni di veneti voteranno sì per l'autonomia, non è che Roma possa far finta di niente, perché altrimenti i veneti, che sono dei lavoratori silenziosi, possono anche arrabbiarsi, allora non sa più la stessa cosa. Quindi Castagna. una cosa, è il referendum dei veneti, non vogliamo che sia il referendum della Lega, perché non lo è, e mi auguro veramente che tutti i partiti, destra e sinistra, per una volta si dimostrino veneti e votino con il cuore, non per partito preso. Castagna. Ascoltavo con molto interesse, perché è da tempo. Lei è favorevole a questo referendum innanzitutto? Ci arrivo. No, molto interesse. Quindi da fare, insomma, molti dicono che è un referendum inutile, perché si sa che... Ascoltavo con molto interesse, perché alle favole non ci credo più da tempo. Allora, quando le dice i veneti voteranno, poi si vedrà, insomma, adesso non è... il governo non potrà tener conto. Perché il governo non apre oggi una discussione, perché il governatore Zaia non apre oggi una discussione con il governo per testimoniare alcuni elementi di autonomia? Perché non la apre? Perché non avrebbe la stessa forza. Allora ho l'impressione che siamo di fronte a un bluff lanciato. È ovvio che in questa fase dire autonomia vuol dire tutto, però io sono ancora fedele a un certo principio. Io sono una persona che paga le tasse, mi vengono fatte alla fonte, anche non volessi, ma sono obbligato da questa condizione. Che le mie tasse, i miei soldi vadano in un punto o vadano in un punto più vicino, per me non cambia nulla. Non so se avete l'idea, non cambia assolutamente nulla, perché non è vero che io posso decidere i politici qua e quegli altri no, posso decidere quegli altri e anche qua. Quindi credo che sia un problema di autonomia, più che di autonomia, di riequilibrio della spesa bisogna affrontare nel rapporto col governo centrale, questo sì, ma senza appunto fare un referendum che non produrrà assolutamente niente il giorno dopo. Cioè non è che il giorno dopo siamo più liberi, come quelli che l'hanno fatto in Piazza San Marco a Treviso, il giorno dopo sembrava che fossimo tutti, no, stiamo rimasti come prima, cioè le trattenute mi vengono fatte, le condizioni della scuola è uguale, le condizioni sociali sono rimaste. Chiarissimo. Un attimo Bizzotto, sentiamo anche Benvenu. No, io vedo tutto il tratto, diciamo così, propagandistico e privo cioè, io sono per le autonomie nella forma più larga, cioè nel senso che non ho nessuna simpatia per lo Stato nazionale, per cui penso che l'autogoverno... Quindi le piacerebbe un Veneto più autonomo? No, io sono per non un Veneto, io penso che la tradizione del nostro paese è fondata sui municipi. Cioè noi, quando in Italia si è superata la fase buia del Medioevo, non sono nate le regioni, sono nati i municipi, che erano i municipia romani, cioè quindi c'è una forte vocazione di tipo municipalista. Che questa stia dentro il quadro nazionale di una grande nazione oppure di un continente, o stia dentro l'impero, certo, o dentro, secondo me è abbastanza indifferente. Il punto è politico, come dice, se queste entità di autogoverno, che per me sono le città più che la regione eccetera, ma i luoghi dove i cittadini effettivamente vivono, si incontrano e si riconoscono e hanno misura e connessione immediata con quelli che sono l'efficacia dell'intervento pubblico e possono avere forme partecipative di governo molto più alto, perché nei comuni c'è la partecipazione, magari si scannavano tra di loro, però partecipavano tutti e quindi la partecipazione era molto più alta. Io penso che il punto sia sulle politiche. A me se le politiche liberiste me le fa il governo romano, me lo fa il governo di Francoforte o me lo fa il governo di Venezia, non mi cambia nulla. Se l'idea di sviluppo economico è quella delle grandi opere, se continuiamo sulla strada che abbiamo portato avanti in questi anni a lei non piace? No, ma neanche un pochino. Dobbiamo dare dei soldi al sud che hanno le opere gratis, per fare una bella questo idea. Lo deve dire a Salvini, però non qua, lo deve andare a dire a Salvini.
prima della campagna elettorale, e in qualche comizio a Napoli dedicheremo ancora spazio alla questione sicuramente. Qualche comizio a Napoli o Reggio Calabria. Professor Casen. Un referendum è sempre utile per capire cosa pensa la gente, anche perché questa situazione ormai è da anni che se ne parla. Certo non è l'ideale come tipo di referendum, perché non si può fare diversamente che non chiedere un'opinione, ma questa opinione poi quanto peserà e chi la strumentalizzerà. Quindi il problema è che in Italia spesso si fanno delle cose perché non si può fare tutto e bene. Allora, in Germania non l'avrebbero fatto, in Inghilterra l'hanno fatto, hanno detto, dite, scozzesi, volete o non volete? E loro hanno detto, stiamo dentro, no, alla Gran Bretagna. Adesso si pentono perché tutta una serie di motivi, no? Ma hanno detto, avete votato, adesso ci state, ed è giusto anche questo, perché non vuoi che uno ogni mattina si alza e cambia idea e vuole un altro referendum. È poco serio. Poi si vedrà, perché gli inglesi non è che viaggiano a principi fondamentali e fissi, si mettono in discussione loro stessi e cercano la strada per risolvere i problemi. Questo è il punto fondamentale. Allora, referendum, io sono favorevole al referendum, ha un costo, avrà questo costo. Vediamo il risultato, ma soprattutto quello che io chiedo alla politica, che una volta avuto il risultato ci sia una coesione per renderlo efficace questo risultato, qualunque esso sia. O ce la mettiamo via perché i veneti hanno votato no, oppure si va avanti, ma tutti insieme, mi sembra che tutti i partiti qui presenti quantomeno, ma ho sentito anche altri, siano d'accordo sul fatto che non ci sia un distacco del Veneto dall'Italia, è assurdo, oggi si può fare diversamente, ma un trattamento diverso con la sede centrale, il governo centrale, dove vengano riconosciute tutta una serie di prerogative che il Veneto ha e che venga difeso il Veneto, che è cosa che non è mai stata fatta dal 1866, annessione del Veneto in Italia, è tempo che venga fatta. Il Veneto è sempre stato predato, è sempre stato succhiato, denaro, manodopera, migrazione, ma difficilmente in Veneto sono tornati tutti i beni che invece il Veneto ha distribuito in Italia e nel mondo. Allora, ci proviamo. È come la Brexit. Poi sull'andare prendiamo l'occasione per prendere delle decisioni sagge sulla base del risultato. Ormai ci siamo, facciamolo e poi misuriamoci positivamente, ma evitiamo l'ennesima volta colpa mia, colpa tua, perché sennò facciamo la fine del matrimonio dei Rosis. Bene, ci fermiamo qua, siamo andati ampiamente oltre il tempo che ci era stato concesso. Grazie a Giovanni Endrizzi, ad Andrea Castagna, grazie a Paolo Benvenu, a Mara Bizzotto, grazie al nostro editore, grazie a Nicola e a Marco in regia, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito, appuntamento alla prossima settimana, come sempre TV7 Match alle 21. Buonanotte.